Una nota stampa ci è arrivata dal grande cavaliere avvocato Gaetano Allotta, inviata per conoscenza al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nel comunicato stampa, cavaliere Allotta parla della vicenda del bersagliere Urso di Favara. Apprendo purtroppo in ritardo che dal mese di settembre prossimo l'Istituto Comprensivo Bersagliere Urso Mendola di Favara, in provincia di Agrigento, cambierà denominazione e sarà intitolato allo scrittore Andrea Camilleri. Premetto, afferma l'avvocato Allotta, che Andrea Camilleri mi onorava della sua amicizia e tra l'altro quando ero presidente della sezione di Agrigento della Lega Navale Italiana gli è stato conferito un importante riconoscimento come uomo del mare. Ho appreso però dai giornali che tale pratica, su impulso della preside, ha avuto tutti i visti, pareri, fino ad arrivare ad un formale decreto del Ministero dell'Istruzione. Avendo molti amici favaresi, continua il cavaliere Allotta, ho saputo che molti di loro non condividono questo cambiamento, anche perché il barone Mendola era stato un benemerito di quella città, noto a suo tempo in tutta l'Europa, mentre il bersagliere Urso numero uno dei 600.000 eroi che dettero la vita nel corso della Prima Guerra Mondiale e che meritano oggi rispetto e addirittura hanno perso la vita il 24 giugno del 1866 nella famosa battaglia di Custozza, ottenendo la medaglia d'argento al valor militare nel corso della terza guerra d'indipendenza. Come cittadino italiano, continua il cavaliere Allotta, sono orgoglioso di avere portato le stellette sottotenente di fanteria nel 56 al 58 e come appassionato di storia patria. E soprattutto non riesco a comprendere come mai la giunta municipale del comune di Favara e persino il Ministero dell'Istruzione abbiano potuto dare i loro pareri favorevoli. La lettera, conclude il cavaliere Allotta, si augura che ci sia un ripensamento prima dell'ormai prossimo 6 settembre.